Allora, sul tavolo una nuova inchiesta e questa volta delle intercettazioni che sono più pesanti e coinvolgono sia il ministro Guidi che in qualche maniera di nuovo la Boschi. Sì, l'ennesima e drammatica situazione che riguarda questo governo, e quello che fa più male è che già di per sé quello che è successo è gravissimo, cioè che un governo inserisca un emendamento per agevolare qualcuno nella finanziaria che riguarda tutti gli italiani. Già questo per questo motivo uno dovrebbe dimettersi, il Presidente del Consiglio. Ma la cosa ancora più grave è che questo ministro dice al telefono, parla al telefono con il fidanzato di cose che riguardano il fidanzato e che riguardano il governo, con un conflitto di interessi enorme. Il problema vero è che quel ministro non doveva essere lì. Ed è questo il male grandissimo di questo paese, è questo familismo per cui noi continuiamo a mettere parenti e amici per il fatto che sono parenti e amici. Io sono schifato perché mio fratello, che è il fratello dell'assessore all'economia di questa regione, tutte le mattine si alza alle 4, parte alle 4 da casa, va a lavorare per 1.300 euro al mese. Io potrei metterlo dove voglio, da italiano medio, no? Potrei farlo. Io non ci penso a farlo e lui non ci ha mai pensato a chiedermelo. Questo dobbiamo fare. Di un governo così, di politici di questa natura non ne abbiamo bisogno, e questo paese sta morendo di familismo e di corruzione. Quindi le dimissioni della Guidi non bastano? No, assolutamente no, perché il conflitto di interessi per cui la sinistra ha massacrato il governo Berlusconi per anni è una matrice fondamentale della politica di questo governo, e pertanto il primo ministro Renzi, se avesse coraggio di guardare in faccia gli italiani, dovrebbe prendere atto e dimettersi. I numeri però sono dalla sua parte ancora in Parlamento. Ma i numeri, vorrei capire quali numeri. L'etica non ha numeri, non ha colore. Qui si tratta di etica. Loro hanno dimostrato di non avere morale ed etica. Questo paese, soprattutto perché la crisi economica ha cambiato radicalmente il mondo, c'è un prima e un dopo. Io vorrei immaginare di ripartire con una nuova visione della politica dove l'etica è alla base. Non è così, ne prendiamo atto, continuiamo con la vecchia politica e continuiamo ad avere un paese in fallimento.